Buonasera a tutti e bentornati a Missione Mondo. Questa sera parleremo dei malati psichici in Africa, un tema purtroppo attuale perché queste persone ancora oggi vengono discriminate in molti paesi del continente africano. Lo facciamo perché nei giorni scorsi a Rapallo, nella Casa della Gioventù, c'è stata una testimonianza speciale, quella di Grégoire Aombonon, che è un signore del Benin, un uomo sposato, un padre di famiglia, è stato anche un imprenditore, che a un certo punto della sua vita ha deciso di aiutare queste persone con problemi di mente, quando cioè ha capito come venivano trattate, quindi come dicevamo prima discriminate, ma peggio legate, messe in catene. E quindi grazie al suo aiuto in 25 anni 60.000 persone sono state aiutate. Attualmente 25.000 persone sono sostenute in 8 centri di cura, 28 centri di consultazione medica, 13 centri di reinserimento sociale, questo in 4 paesi dell'Africa. La storia di Grégoire Aombonon è una storia naturalmente di fede e di speranza. È nato nel 1953 in Benin, poi si è trasferito in Costa d'Avorio, dove ha riscontrato anche un certo successo imprenditoriale. Ha vissuto poi una crisi religiosa intorno agli anni 80, ha vissuto un'esperienza di conversione, tornato in patria ha fondato l'associazione San Camillo dell'Ellis, che dopo essersi occupata dei carcerati a partire dal 1992 ha aperto il suo primo centro di accoglienza per malati psichici in un'ex caffetteria dell'ospedale di Boaché in Costa d'Avorio. Questa esperienza ha dato vita anche a un libro scritto dal giornalista Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, dell'editrice missionaria italiana. E l'incontro di Rapallo è stato proprio organizzato in collaborazione con l'EMI, ad aprire la serata padre Lionello Melchiori, missionario della SMA. Noi allora andiamo a sentire proprio la testimonianza integrale di Grégoire Aombonon. Vi lascio allora all'ascolto di questa preziosa testimonianza sulla malattia psichica in Africa. Noi ci ritroviamo con Missione Mondo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Écoutez, d'abord je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir. Io sono talmente contento di essere in mezzo a voi questa sera Pour partager avec vous cette expérience que nous vivons en Afrique. per condividere questa esperienza che viviamo in Africa. Mais avant de commencer, Ma prima di iniziare je voulais d'abord vous faire savoir que je ne suis pas un prêtre. Ma prima di tutto voglio farvi sapere che io non sono un prete, Je ne suis pas aussi un médecin. non sono un medico, Je ne suis pas aussi un guérisseur comme certaines personnes peuvent imaginer. non sono neppure un guaritore come qualcuno può immaginare. Si je suis devant vous ce soir, Se sono qui davanti a voi questa c'est en sera voulant chercher Dieu dans les è pauvres. perché io ho voluto cercare Dio nei poveri, Sinon ce que je vis ne vient pas de moi. perché quello che io vivo non viene dalla mia persona. Je vis quelque chose qui me dépasse. Vivo qualcosa che mi supera. Comprenez, je n'ai même pas eu la chance de faire des études. Capite che io non ho avuto neanche la fortuna di fare degli studi. Je suis marié, père de 6 enfants. Sono sposato, padre di 6 figli. Le travail que j'ai appris, ce que je connais, Il lavoro che io faccio e che io conosco c'est réparer les pneus. è riparatore di gomme. C'est pas comme des réparateurs de pneus d'Europe, hein. Non è come un riparatore di gomme in Europa. Moi, je n'ai pas fait d'études pour apprendre. Io non ho fatto degli studi per imparare, C'est vous dire que je connais rien. per dirvi che io non conosco niente. Je connais rien, je suis nul. Sono una nullità. C'est pour vous dire que ce que je vis, c'est Dieu qui l'a voulu. È per dirvi che quello che vivo è perché Dio l'ha voluto. Je suis originaire du Bénin. Sono originario del Benin Et c'est en 71 que je suis parti en Côte d'Ivoire, e nel 71 io sono partito in Costa d'Avorio, où j'ai commencé mon travail de réparateur de pneus. dove ho cominciato il mio lavoro di riparatore di gomme. Je dirais que pour moi, c'était comme un miracle. Per me, dico, è stato come un miracolo. Il y avait beaucoup de réparateurs de pneus dans cette ville. E in questa città c'erano molti riparatori di gomme, Mais pour moi, ça marchait beaucoup. ma per me andava molto meglio. Je gagnais beaucoup d'argent. E vivevo in modo agiato, avevo molti denari. Je gagnais tellement l'argent, à 23 ans, j'avais déjà une voiture personnelle. Posso dirvi che a 23 anni io ho avuto già una macchina personale Et j'avais jusqu'à 4 taxis. e avevo anche 4 taxi. Mais vous comprenez, quand j'étais au Bénin, Capite che io quando ero in Benin
j'aimais beaucoup Dieu, j'aimais beaucoup l'Église. Amavo tanto Dio e anche la Chiesa. Dieu était ma seule référence, je ne pouvais rien faire sans Dieu. E Dio era il mio punto di riferimento, non potevo fare niente senza Dio. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, Ma arrivato in Costa d'Avorio, face à la fortune, face à l'argent, di fronte alla fortuna, di fronte al denaro, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'Église. ho abbandonato Dio e la Chiesa. J'ai commencé à mener une vie comme tout le monde. Ho vissuto come tutti, Mais ça n'a pas duré longtemps. ma non è durato a lungo. Je ne saurais jamais comment expliquer ce qui s'est passé. E non potrei spiegare cosa è successo. Elle te dit brusquement, j'ai commencé à avoir des durs problèmes économiques. Improvvisamente ho cominciato a avere dei grossi problemi finanziari. Les véhicules ont commencé à faire des accidents sur accidents. I veicoli hanno cominciato a avere degli incidenti, uno dopo l'altro, Et à la fin, j'ai tout perdu. e alla fine ho perso tutto. J'ai tellement perdu que moins un, j'allais me suicider. Ho perduto così tanto che sono arrivato sul punto del suicidio. J'ai commencé à mener une vie très misérable. Ho cominciato a vivere una vita molto miserabile. Quand j'avais l'argent, Quando avevo soldi, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de avevo copains. molti amici, avevo molti compagni. Mais quand j'ai perdu, tout le monde m'a abandonné. E quando ho perso tutto, tutti mi hanno abbandonato. Il ne restait seulement que mon épouse et les 2 enfants que j'avais à l'époque. E mi rimaneva la mia sposa e i 2 figli che avevo all'epoca. Mais j'ai commencé à avoir d'autres amis qui ont commencé à venir frapper à ma porte. Però ho avuto altri amici che hanno cominciato a bussare alla mia porta. Mais ceux-ci, c'était pour m'attirer dans leur église, dans leur religion. E questi venivano per attirarmi nelle loro chiese, nelle loro religioni. Il faut dire que chez nous en Afrique, il y a beaucoup de sectes. Bisogna dire che in Africa da noi ci sono tante sette. Chacun se lève, il crée son église. Quando uno si alza al mattino crea la sua chiesa Et il promet des miracles aux gens, e promette dei miracoli alla gente, du bonheur. della felicità. On m'a tout promis. Mi hanno promesso tante cose. Mais je disais toujours à chacun, Però dicevo a tutti, j'ai été baptisé en tant que chrétien catholique. sono stato battezzato come cristiano cattolico. Et pour moi, la religion n'est pas une chemise qu'on dépose face aux épreuves, face aux E difficultés. per me la religione non è come una camicia che si toglie quando abbiamo delle difficoltà. Et je disais toujours à chacun que je préfère mourir dans ma souffrance que de changer de religion. E a ognuno dicevo, io preferisco morire nella mia sofferenza che cambiare la mia fede. Je dirais que cette souffrance m'a permis de retrouver le chemin de mon église. E questa sofferenza mi ha permesso di ritrovare il cammino della Chiesa. Et retournant à l'église, j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre missionnaire Andando in chiesa quella volta io ho avuto la fortuna di incontrare un prete missionario qui m'a beaucoup accueilli, che mi ha accolto molto, qui a commencé à prendre tout son temps pour m'écouter. che ha preso tutto il suo tempo per ascoltarmi Et en même temps, il a commencé à me soutenir, à m'aider. e anche a aiutarmi finanziariamente, a aiutarmi a vivere. Je dirais que pour moi, c'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Posso dire che è la storia del figlio prodigo, Parce qu'au même moment, le même prêtre organisait un pèlerinage sur Jérusalem. in quel momento questo sacerdote organizzava un pellegrinaggio a Gerusalemme Et il m'a pris pour aller à Jérusalem. e mi ha pagato il biglietto per andare a Gerusalemme. Je ne pouvais jamais imaginer. Non l'avrei mai immaginato. Moi, j'avais eu l'argent, je n'ai jamais pensé aller à Jérusalem. Quando io avevo dei soldi non ho mai pensato di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. C'est quand j'ai tout perdu, c'est là que Dieu vient me prendre au milieu de mes pneus pour aller à E Jérusalem. quando io ho perso tutto è lì che Dio è venuto a prendermi in mezzo ai miei pneumatici. Je dirais qu'au cours de ce pèlerinage, il m'a beaucoup donné. E nel corso del pellegrinaggio io ho ricevuto molto. Il m'a tellement donné que je ne saurais jamais comment lui dire merci. E ho ricevuto così tanto che non saprei mai come dire grazie abbastanza. Au cours de ce pèlerinage, j'ai demandé 3 choses dans ma prière. Durante il pellegrinaggio, nella mia preghiera, ho chiesto 3 cose. La première, comment arriver
à mettre l'évangile en pratique. Prima cosa, come io posso mettere in pratica il Vangelo? La deuxième, si mon épouse un jour pouvait aller aussi vivre ce que je vivais à Jérusalem. Seconda cosa, ho chiesto al Signore che la mia moglie potesse vivere questa esperienza meravigliosa che stavo vivendo a Gerusalemme. Et la troisième chose, la conversion de ma mère. E la terza cosa, la conversione al cristianesimo di sua madre. Parce que ma maman n'a jamais voulu entendre parler de l'église. Perché sua madre non ha mai voluto sentire parlare della Chiesa. Elle est animiste, elle voulait toujours rester comme ce qu'elle est. Vive nella religione tradizionale e voleva vivere questa fede. Donc pour moi, si elle pouvait vraiment retrouver le chemin de l'église et se donner à Dieu, ce serait ma plus grande joie. E per me, se mia madre avesse trovato questo cammino di conversione, sarebbe stata la più grande gioia. Je suis son unique fils. Sono il suo unico figlio. Elle n'a jamais eu enfant, ni avant moi, ni après Non moi. ha più avuto figli né prima né dopo di me. Et au cours de ce même pèlerinage, Nel corso di questo stesso pellegrinaggio, le même prêtre un jour disait dans son homélie lo stesso sacerdote in una omelia que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant une pierre. diceva che ogni cristiano battezzato deve porre la sua pietra per la costruzione della Chiesa. Voilà la phrase qui m'a beaucoup touché. Ecco la frase che mi ha veramente toccato. Parce que j'ai compris que l'église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses. Io ho capito che la Chiesa non è un affare di preti, di religiosi e religiose, Mais c'est l'affaire de tous les baptisés. ma è un affare di ogni battezzato. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je vais pouvoir poser? E mi sono chiesto qual è la pietra che io devo essere per costruire la Chiesa. Et retournant en Afrique où je vis à Boaké, Ritornato in Africa dove vivo, a Boaké, cette phrase me travaillait tellement que j'ai commencé à partager avec mon épouse ce que je ressentais au fond de moi. ho cominciato a condividere con la mia sposa questa frase che mi lavorava dentro. Et ensemble, on va commencer à chercher la pierre. E insieme abbiamo cercato quale era la pietra. Et c'est ainsi que l'idée est venue de mettre sur pied un groupe de prière. E abbiamo cominciato allora a mettere in piedi un gruppo di preghiera. Et c'est ce groupe de prière que je vais prendre un jour pour aller dans l'hôpital général dans le but d'aller visiter les malades et prier avec eux. Con questo gruppo di preghiera abbiamo cominciato non a pregare lì in casa, ma andare all'ospedale per pregare con i malati. Et au cours de la prière, on va aller découvrir dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement. E in queste visite abbiamo visto che c'era una sala dove i malati erano completamente abbandonati, senza nessuna cura. D'autres étaient dans le coma, dans leur saleté. Alcuni erano già in coma e erano magari nei loro escrementi. Il faut dire que chez nous en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Bisogna dire che in Africa da noi non c'è assicurazione sociale. Vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Se voi non avete soldi andate all'ospedale e non pagate, non siete ricevuti. Avant que le médecin ne vous touche, il faut d'abord payer les frais de consultation. Prima di arrivare al medico bisogna pagare per pagare il consulto. Et si on doit vous hospitaliser, il faut payer l'argent d'abord avant d'avoir un lit. E se dovete essere ospitalizzati bisogna pagare anche il letto. Et si jamais on doit vous opérer, il faut avoir l'argent pour payer tous les médicaments, y compris l'alcool, coton, rien n'est gratuit. E se dovete essere operati dovete pagare tutto, dall'alcol al bisturi, perché tutto, anche naturalmente le cure. Ça veut dire que rien n'est gratuit. Perché niente è gratuito. Donc vous comprenez que les pauvres n'ont pas beaucoup de chance pour se faire soigner en Afrique. Perché capite che così almeno i poveri non hanno più nessuna possibilità di essere curati. Et donc face à ces malades, on s'est dit avant de commencer à prier, il fallait d'abord commencer à leur manifester notre amitié, notre amour. Abbiamo capito che prima di pregare bisognava dare segno della nostra
amore e la nostra vicinanza. C'est ainsi que ceux qui étaient dans leur saleté, on va commencer d'abord par les laver. Abbiamo cominciato a lavare quelli che erano nei loro escrementi Et commencer à chercher des voies et moyens pour payer les médicaments pour qu'on puisse les e soigner. poi cercare dei mezzi per pagare le loro cure. Et chose miraculeuse, je suis revenu de Jérusalem, mes affaires de nouveau ont repris. Cosa meravigliosa e miracolosa è che quando sono tornato da Gerusalemme le mie cose hanno cominciato ad andare bene. J'ai commencé de nouveau à avoir de l'argent, Ho cominciato già a avere dei soldi, mais cette fois-ci, ce n'est plus pour payer des véhicules. ma mi sono detto che adesso basta e non compro per me delle macchine. Donc vous comprenez, rapidement, on va commencer à soigner ces malades. Allora con questi soldi io li usavo per curare questi malati. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver leur santé. E molti di questi malati hanno cominciato a stare meglio. Et ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement comme des hommes. E quelli che dovevano morire potevano almeno morire come delle persone umane. Et c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Io ho capito in quel momento perché Gesù si identifica con i poveri, con i malati. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. E allora da quel momento il nostro desiderio è stato quello di cercare Dio nei poveri. Et en voulant chercher Dieu dans les pauvres, on va commencer de nouveau à aller dans les prisons. Allora, cercando sempre Dio nei poveri, abbiamo detto andiamo anche nella prigione. Après les enfants des rues. Dopo i bambini di strada. Et en 90 va commencer l'histoire des malades mentaux. E nel 90 abbiamo cominciato questa avventura dei malati di mente. Il faut vous dire que les malades mentaux en Afrique sont les oubliés des oubliés. Bisogna dirvi che in Africa i malati di mente sono i più dimenticati. Ils sont abandonnés de tout le monde. Sono abbandonati da tutti. Ils sont, vous les voyez nus dans la rue. Li vedete nudi sulle strade. Ils mangent dans les poubelles. Mangiano nelle immondizie. Ils sont considérés comme des gens qui sont possédés par le diable. Sono considerati come degli indemoniati. Ils sont considérés comme des gens qui sont réduits comme des déchets humains au milieu de la société. E sono considerati come gli scarti umani in mezzo alla società. Tout le monde a peur d'eux. E tutti hanno paura di loro. Ils représentent une honte pour les familles. Rappresentano una vergogna per la famiglia. Une honte pour la société. Una vergogna per la società. Moi aussi qui vous parle. Io stesso che vi parlo. J'avais peur aussi des malades mentaux. Avevo paura di questi malati mentali. Mais en 90, comme je le disais tantôt. Ma nel 90, come vi ho detto. En passant dans les rues. Passando sulle strade. J'ai vu un malade tout nu. Qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourritura. Ho nourriture. visto un malato completamente nudo che cercava nelle immondizie un po' di cibo. J'avais toujours vu ces images. Avevo sempre visto questa immagine. C'est le décor de l'Afrique pour ceux qui veulent voir. Fa parte del decoro dell'Africa per chi vuole vedere. Mais ce jour, ça a été pour moi une autre manière de le voir. Ma quel giorno è stato un altro sguardo che ho avuto. Parce que brusquement, je me suis arrêté. In modo improvviso mi sono fermato. J'ai commencé par le regarder. Ho cominciato a guardarlo. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. E mi sono detto, ma io cerco Gesù nella Chiesa. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Voglio incontrare Gesù nei sacramenti. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. Ma ecco Gesù che soffre personalmente in questi malati. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. E mi sono detto, ma fanno paura. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? E ho sentito dentro di me una voce che mi diceva, ma se si rappresenta per te Gesù, perché hai paura di lui? C'est à partir de ce jour, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Da quel momento io ho cominciato a percorrere le strade per vedere dove dormivano. Et après, j'ai commencé par m'approcher d'eux. E poi ho cominciato a incontrarli. Et en les rencontrant, je vais commencer par comprendre que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés. E incontrandoli ho capito che erano persone, uomini, donne, bambini, che cercavano solo di essere amati. J'en ai parlé avec mon épouse. Ne ho parlato con mia moglie. Nous avons payé un congélateur.
Abbiamo comprato un congelatore avec l'eau dans des sachets e mettevamo l'acqua nei sacchetti. et elle fait la cuisine, elle prépare. Lei preparava la cucina Et toutes les nuits, on passait trouver chacun à sa place, leur donner à manger et leur donner de l'eau e ogni fraîche. sera facevamo il giro per quelli che conoscevamo per portare cibo e acqua fresca. Voilà comment rapidement il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre nous et ces malades. Ecco, in quel momento lì si è creato un legame di amicizia tra noi e questi malati. Et un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et moi je viens me coucher dans ma maison. Però mi sono detto, ma cosa serve? Io vado a portare del cibo, delle bevande e poi dopo io torno a casa. Pourtant, je dis qu'il représente la personne de Jésus. Però questi mi dico che sono la rappresentazione viva di Gesù Il fallait faire quelque chose de plus. e ho capito che dovevamo fare qualcosa di più. C'est ainsi dans l'hôpital général où nous visitons les malades. Allora, nell'ospedale generale dove andavamo a pregare e a visitare i malati, Nous avons une petite chapelle. c'era una piccola cappella C'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades, ed è in questa piccola cappella che abbiamo cominciato a raggruppare i malati, en les traitant dignement comme des hommes. trattandoli in modo degno di una persona Bien sûr aussi avec des médicaments. e curandoli anche con le medicine. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à se retrouver. E molti di questi malati hanno cominciato a ritrovarsi, a vivere. C'est ainsi, en 93, È così che nel 93 le ministre de la Santé venait pour une visite. il ministro della Sanità è venuto per una visita. Et c'est ainsi que le directeur l'a amené pour lui montrer cette Il expérience. direttore dell'ospedale ha voluto mostrargli questa esperienza. Et quand le ministre a vu, il était tellement content. Il ministro, quando ha visto, era talmente contento Alors on a profité pour lui demander une place à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre. e noi abbiamo approfittato per chiedergli un posto per creare il nostro centro. Et sur place, il a donné des instructions. On nous a donné un terrain vide. Et c'est là qu'on a réussi à construire le premier centre. Ci ha dato subito un terreno vuoto dove noi abbiamo cominciato a costruire il centro. Et on a réussi, avec la providence de Dieu, à construire le premier centre. E la provvidenza ci ha dato i mezzi per costruire questo primo centro. Et on a commencé à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. E abbiamo cominciato a raccogliere tutti i malati che trovavamo nelle strade, malati di mente. Au vu des résultats qu'on continue à avoir, Vedendo i risultati che avevamo, les prêtres dans les villages, sia i missionari, i preti nei villaggi, les familles vont commencer à nous faire appel. anche le famiglie ci chiamavano. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à découvrir E da des quel images momento auxquelles personne ne pouvait imaginer. abbiamo cominciato a scoprire delle immagini che non avevamo mai immaginato. L'une des premières images, Una delle prime immagini je ne pourrai jamais l'oublier. che non dimenticherò più C'était la veille de la fête des Rameaux 94. era la vigilia della festa delle palme del 94. Une dame est venue nous trouver. Una signora è venuta a trovarci, Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. ci dice venga a aiutarmi perché abbiamo un fratello molto malato. Alors on va dans son village. Arriviamo al villaggio, Son papa a commencé à crier sur elle. Pourquoi tu as envoyé des gens ici? ho cominciato a sgridarla dicendo ma perché sei venuto con degli stranieri? Il est déjà pourri, c'est pas la peine. È già in putrefazione, non vale la pena. J'ai dit, même s'il est pourri, je veux le voir. E ho detto anche se è in putrefazione io voglio vederlo. Le papa continuait de crier, partez d'ici, c'est pas la peine. Il padre dice no, partite di qua, non vale la pena. J'ai dit, bon, je m'avais cherché la gendarmerie, j'arrive. Allora ho detto io vado a cercare i gendarmi e poi dopo arrivo. Il a pris peur. Ha preso paura, Il va aller voir le chef du village. è andato a vedere il capovillaggio Après décision finale, il fallait ouvrir la porte. e alla fine, poi decisione finale, bisognava aprire la porta di questo scappatoio. Excusez-moi, je ne pouvais jamais imaginer. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. Un jeune du rien du tout me bloquait au sol comme Jésus sur la croix. C'era un giovane bloccato al suolo
come Gesù sulla croce, les deux pieds sur un tronc 2 piedi su un tronco et les deux bras attachés avec fil de fer, e le 2 braccia attaccate con del filo di ferro, mais totalement pourris avec des asticots partout. con in modo praticamente tutto marcio, con dei vermi che uscivano dalla carne. Ça a été un grand choc pour moi, È stato un grande colpo per me, un grande mais shock. en même temps une révolte. E anche dentro, nello stesso tempo, anche una rivolta. On a tenté toutes sortes de moyens la veille là pour détacher le garçon, on n'a pas pu. Abbiamo cercato in mezzo per staccarlo da quella situazione, ma non abbiamo potuto. Les fers sont rentrés dans la chair, on ne sait pas par où couper les fers. Perché i fili di ferro erano entrati nella carne e non sapevamo più da dove cominciare a tagliare. On a dû faire demi-tour. Siamo tornati a casa Et c'est le dimanche jour des rameaux, e il giorno della festa, à l'aide d'une religieuse infirmière italienne d'ailleurs, con una suora italiana, religieuse infirmière, infermiera, on va repartir dans ce village siamo ritornati al villaggio avec l'aide des cisailles. con l'aiuto di trancini, come si chiama? Cesoie. On va réussir à le détacher. Siamo riusciti a staccarlo. Quand on est arrivé dans le centre, Quando siamo arrivati al centro, après avoir fini de le nettoyer, dopo aver finito di pulirlo, il me regarde. mi guarda: Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Signore, io non so come dirvi grazie, come dire grazie al Signore. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Mi chiedo però cosa ho fatto per meritare un tale trattamento per i miei genitori. Il va me poser la question, E mi chiede: est-ce que je peux encore vivre? potrò ancora vivere? Il avait encore le désir de vivre, Che aveva ancora molta voglia di vivere, mais il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. ma era talmente in putrefazione che è morto poi in seguito. Mais moi, pour moi, il est mort dignement comme un homme. Però per me è stato una grazia, perché almeno l'ho fatto morire come un uomo. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, Da quel momento abbiamo cominciato a girare nei villaggi, commencer à découvrir des différentes méthodes d'enchaînement. a scoprire i differenti modi di incatenamento. Pour certaines, on prend un tronc et on fait 2 trous dedans, on enfonce les 2 pieds dedans et on passe avec des pointeurs. Ecco, per alcuni portavano un tronco di albero, facevano un buco e poi incatenavano, inceppavano questi malati nel tronco. Et lorsqu'on vous met comme ça, sauf la mort qui peut vous délivrer. E solo con la morte può liberarvi poi. D'autres, c'est les 2 bras, Altri sono le 2 braccia, d'autres, c'est le cou. altri sono la catena, al Des collo. choses que personne ne pouvait imaginer à notre époque. Ecco, cose che nessuno avrebbe immaginato alla nostra epoca. Mais je dis toujours ceci, hein. Ma dico sempre questo: Quand je vais dans un village, quando vado in un villaggio quand je vois un homme ou une femme enchaînée, e vedo un uomo o una donna incatenata, je dis toujours c'est pas la faute des familles. dico che non è la colpa della famiglia. C'est pas par plaisir qu'ils enchaînent leurs malades. Non lo fanno con piacere per incatenare i malati, C'est avec une grande douleur. ma con un grande dolore. Mais ce qui fait mal, parce que pourquoi? Perché? Dans nos pays d'Afrique, les Les malades nostri- mentaux sont les derniers soucis de nos autorités. Perché nei nostri paesi i malati di mente sono gli ultimi dimenticati dalle autorità. La Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette activité, Nella Costa d'Avorio, dove abbiamo iniziato questa attività, la superficie est presque pareille que l'Italie. la Costa d'Avorio fa pressappoco la stessa superficie dell'Italia, Mais il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques qui existent pour tout le pays. e in tutto il paese ci sono soltanto 2 ospedali psichiatrici. Et vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. E se non avete soldi non vi ricevono. Au Bénin, d'où je suis originaire, Nel Benin, da dove vengo, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui existe pour tout le pays. c'è un solo ospedale psichiatrico in tutto il paese. Il y a certains pays d'Afrique, vous allez peut-être trouver un seul psychiatre.
E in molti paesi d'Africa c'è tra i medici un solo psichiatra. Donc vous comprenez que les malades mentaux, c'est les derniers soucis de nos autorités. Allora capite che i malati di mente sono le ultime preoccupazioni per le nostre autorità. Donc vous comprenez qu'est-ce que les parents peuvent faire lorsque le malade est agité. Allora cosa pensate che i parenti possono fare quando il malato è agitato? Mais ce qui fait mal, Ma quello che fa male, qui révolte, che rivolta, ce sont les sectes. sono le sette. Je vous ai dit, dans nos pays d'Afrique, il y a beaucoup de sectes Ecco, nei paesi d'Africa ci sono tante sette pseudo-cristiane qui ne voient que le diable partout, che vedono soltanto il demonio dappertutto, et qui ne voient que les sorciers partout, che vedono che dei maghi dappertutto et qui disent aux gens qu'ils ont la possibilité de chasser le diable. e che dicono che loro hanno la possibilità di scacciare il demonio. Alors, ils créent des camps de prière. Creano dei campi di preghiera Et les familles qui désirent toujours la guérison de leurs enfants, e le famiglie che desiderano la guarigione dei loro figli ils envoient leurs malades. Inviano i loro malati, Et on les enchaîne à des arbres, li incatenano negli alberi, sous la pluie, sous le soleil. sotto il sole, sotto la pioggia. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le démon sorte. Il trattamento, la cura è bisogna far soffrire il corpo per fare uscire il demonio. Il faut les bastonner, il faut les frapper, Bisogna bastonarli, il faut les priver d'eau et de nourriture. privarli di acqua e di nutrimento. Dans chaque semaine, ils doivent faire 3 jours sans manger, sans boire. E ogni settimana 3 giorni di digiuno, senza mangiare, senza bere. Comprenez, sous un chaud soleil, Capite che sotto il sole cocente quelqu'un qui va rester 3 jours sans boire, qualcuno che rimane 3 giorni senza bere, comprenez la douleur, la souffrance qu'ils vivent. capite la sofferenza che vivono. Dans un des centres, In uno dei centri une fille moins de 18 ans, una ragazza che aveva meno di 18 anni, enchaînée à un arbre, incatenata a un albero, privée d'eau et de nourriture. senza nutrimento e senza acqua, Il y a un poulet qui passait à côté d'elle. e c'era un pollo che è passato, una gallina che è passata in mezzo, Elle a bondi sur le poulet. è arrivata a prenderla Elle a mangé le poulet tout cru. e ha mangiato il pollo crudo così, interamente, Elle est tombée, elle est morte. e poi dopo è morta. Dans un autre centre, In un altro centro c'est un jeune c'era un giovane enchaîné à un arbre. incatenato a un albero, Même traitement. con lo stesso trattamento. Il y a une dame qui est venue dans leur temple pour prier. C'è una signora che è venuta in questo centro per pregare, Elle est venue avec un petit enfant. è arrivata con un piccolo bambino Pendant qu'elle était en prière, e quando lei stava in preghiera con il profeta, l'enfant a vu un malade qui était enchaîné à un il arbre, bambino ha visto un malato che era incatenato a un albero, qui était dans un état pitoyable. che era in uno stato molto pietoso, L'enfant a payé de sa vie e il bambino è pagato della sua vita pour libérer le malade. per liberare il malato. Qu'est-ce qui s'est passé? Cos'è successo? L'enfant est allé vers le malade. Il bambino è andato verso il malato Le malade a bondi sur l'enfant. e il malato è saltato sul bambino, Lui a tordu le cou. gli ha spaccato il collo, L'enfant est mort. il bambino è morto Et si les gens ne se pressaient pas, ils le mangeaient. e se la gente non si fosse accorta lo stava mangiando, Il est réduit pire qu'un animal. perché il malato era ridotto più che un animale. Et on prend le nom de Jésus Ecco, qui si prende il nome di Gesù pour maltraiter per maltrattare l'être humain jusqu'à ce point. questi malati fino a questo punto. On a eu à faire des démarches vers les responsables de ces centres. Abbiamo fatto delle démarche, Nous sommes allés rencontrer, sono andati a incontrare le autorità ça n'a rien donné. e non ha Tu prends ça?
le autorità non sono intervenute. Les responsables des centres. I responsabili dei centri. Parce que pourquoi? Parce qu'ils profitent pour gagner de l'argent. Ils profitent de l'ignorance des familles pour les prendre de l'argent. I responsabili dei centri approfittano dell'ignoranza delle famiglie per prendere dei soldi. Nous sommes allés rencontrer les autorités. Siamo andati a incontrare le autorità. Ça n'a rien donné. E non abbiamo avuto nessuna soddisfazione. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour dénoncer. Siamo andati anche dal giudice per denunciare. On a envoyé des gendarmes. Ha mandato i gendarmi. À la fin, on nous dit oui, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire? E hanno detto ma alla fine sono dei matti, cosa possiamo fare? Vous comprenez, lorsque vous êtes mentalement malade, vous n'avez Capite plus che quando aucun droit. siete mentalmente malati non avete nessun diritto. Alors notre seule solution qui restait, c'était de multiplier les centres. Allora la nostra unica soluzione era quella di moltiplicare questi centri. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé cette activité. In Costa d'Avorio, dove abbiamo iniziato questa attività, Il y a 4 centres d'accueil ci sono 4 centri di cura et 6 centres de travail. e 6 centri di reinserimento facendoli lavorare. Au Bénin, d'où je suis originaire, Nel Benin, da dove provengo, il y a 4 centres ci d'accueil. sono 4 centri di accoglienza, 5e en construction il actuellement quinto in costruzione et 3 centres de travail. e 3 centri di lavoro. Au Togo, Nel Togo il y a 2 centres d'accueil ci sono 2 centri di cura, et 3e en construction qu'on Chez- doit ouvrir cette année. il 4, il 3, Troisième. il terzo in costruzione Et un centre de travail. e un centro di lavoro. Au Burkina, Nel Burkina il y a un centre d'accueil. un centro di accoglienza, Mais ce que je tiens à vous dire, ma quello che vorrei dirvi ce sont les malades qui sont rétablis, qui s'occupent des autres. è che sono i malati che si sono ritrovati, usano questa parola loro, ritrovati, cioè che stanno un po' meglio, che diventano i rappresentanti e poi i capi di questi centri, gestori. Ce sont ces malades qui deviennent des infirmiers, qu'on envoie à l'école, qui deviennent des infirmiers, Malades. des directeurs, tout le personnel des centres. Malati che mandiamo a scuola per diventare infermieri e per diventare anche i direttori di questi centri. Et dans chaque centre, il n'y a pas moins de 200 malades Et non, dans les c'è- centres d'accueil. In centro di accoglienza, prima accoglienza, ci sono non meno di 200 persone. Qui pourrait penser que 200 malades mentaux seuls pouvaient vivre ensemble? Chi avrebbe pensato che 200 persone malate potessero vivere insieme? Vous comprenez qu'on n'est pas différent des malades mentaux. Capite che noi non siamo, che loro non sono differenti da noi. Et je dis même, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Direi anche questo, che è più facile vivere con i malati di mente che non con i malati che si credono sani di mente. On a peur d'eux pour rien. Perché noi abbiamo paura per niente per questi malati. Regardez cette Guardate questa catena, Le malade qui portait cette chaîne, voilà comment on l'a trouvé. ecco il malato che portava questa catena, ecco così era incatenato. On l'a fermé tout nu dans un petit magasin. L'hanno chiuso in uno stamberga, in un piccolo magazzino, La tête contre le mur, era nudo, la testa contro il muro, on a percé le mur, hanno fatto un buco nel muro, fait traverser la chaîne par le trou fatto attraversare la catena pour aller l'accrocher à un arbre dans la cour. e l'hanno attaccata a un albero nel cortile. Il est resté pendant 7 ans. È rimasto così durante 7 anni. Il est resté pendant 7 ans. 7 anni. Il n'attendait que sa mort. Non aspettavo che la morte. Dites-moi, Ditemi,
Quel est le crime que les malades mentaux ont pu commettre dans leur vie? Che reato ha fatto questo malato per essere trattato così? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour mériter ce sort? Cosa hanno fatto per meritare questa sorte? Aujourd'hui, au 3e millénaire, Oggi nel terzo millennio, que des hommes, des femmes, degli uomini e delle donne, des enfants dei bambini, soient attachés, enchaînés à des arbres. siano incatenati così a degli alberi Et personne ne dit e rien. nessuno dice niente, Personne ne dit rien. nessuno dice niente. Il y a 2 ans passés, 2 anni fa on m'a invité au Parlement mi européen hanno invitato al Parlamento europeo a Strasburgo, à Bruxelles. a Bruxelles. Je suis parti avec la même chaîne. Sono partito con questa catena. Il y avait les grands de ce monde. C'erano i grandi di questo mondo, Il y avait les gens des droits de l'homme. c'erano coloro che rappresentavano i diritti dell'uomo. Je les ai fait passer un film fait par New York Times. Ho fatto passare un film girato da New York. Il y avait plus de 204 malades enchaînés dans un camp de prière. Ecco, ho fatto vedere 204 malati incatenati in un campo di preghiera. Je leur disais, si c'était un grand de ce monde qui était enchaîné à quelque part, E ho detto, se ci fosse un grande capo di Stato incatenato in questa maniera, on allait faire toutes sortes de publicités, toutes sortes de tapages. avreste fatto avete usato ogni mezzo per capire, per far conoscere questa scena. Je voyais des gens qui coulaient les E larmes. ho visto che c'era gente che piangeva, Mais à peine sortis, on les a tous oubliés. ma appena usciti hanno dimenticato tutti. Je vous en supplie, vous aussi, Vi supplico, en sortant d'ici, uscendo di qua, ne les oubliez plus jamais. non dimenticate di più, Ne les oubliez plus jamais. non dimenticate di più, Parce que nous n'avons plus le droit. perché non abbiamo diritto, Si Dieu a voulu qu'un homme comme moi qui n'est rien, qui connaît rien, perché se Dio ha voluto che un uomo come me, che non sa niente, non vale niente, qui n'a même pas fait d'études, che non ha fatto neanche degli studi, soit aujourd'hui capable de commencer cette histoire, possa avere avuto la capacità di fare questa storia, c'est dire que chacun de nous doit ouvrir désormais les yeux. vuol dire che ciascuno di noi deve aprire gli occhi. Changeons notre mentalité. Cambiamo la nostra mentalità. Nous devons changer notre regard. Noi dobbiamo cambiare il nostro sguardo. Vous le savez tous, Lo sapete tutti, les lépreux avant, i leprosi prima ils étaient considérés comme des démons. erano considerati come degli indemoniati. L'ignorance humaine, Era per ignoranza umana pendant des siècles, a mis les lépreux hors de la société. e l'ignoranza umana metteva i leprosi fuori dalla società. Mais aujourd'hui, Ma oggi les lépreux ont pu retrouver leur place. i leprosi hanno potuto ritrovare il loro posto. Ils sont soignés, ils sont aujourd'hui intégrés. Sono curati, integrati, Mais les malades mentaux, ma i malati di mente c'est eux les lépreux de nos jours. sono loro gli indemoniati e i leprosi. Ce qui fait mal, Ma ciò che fa male même les organismes internationaux ne s'intéressent pas aux malades mentaux. è che anche gli organismi internazionali non si occupano dei malati di mente. Vous allez les voir, Andate a vederli vous faites de belles choses, e ci dicono ma fate delle belle cose, mais dans le domaine des malades mentaux, on n'a pas de projet. ma in quel che riguarda i malati di mente non ci sono delle realizzazioni. En octobre passé, L'ottobre scorso il y a des amis qui sont en train à qui on a demandé de nous aider pour la construction du centre du Bénin actuel. ci sono degli amici a cui mi sono rivolto per costruire un centro. Ils ont rencontré une grande fondation. Hanno incontrato un grosso organismo
Ils m'ont appelé. Mi hanno chiamato. Grégoire, on a trouvé une fondation, on est sûr d'avoir l'argent pour construire le centre. Vieni Grégoire perché abbiamo finalmente trovato qualcuno che può Une darci fondation. soldi, una fondazione per creare questo centro. Ils m'ont payé un billet. Mi ha pagato un biglietto, Je suis parti. sono partito, Je les ai présentés. La directrice de la fondation et son équipe nous ont reçus. la fondatrice di questa organizzazione con la sua equipe ci ha ricevuto. On leur a présenté un film. Ho presentato un film J'ai vu la directrice qui a commencé à couler les e ho larmes. visto che la direttrice, la presidente, cominciava a piangere. Je me suis dit, Mi sono detto, sûrement, on va pouvoir avoir un résultat. sicuramente avrò dei risultati, Mais quand elle a pris la parole, ma quando ha preso la parola elle nous dit, ha detto: vraiment, je vois la souffrance de ces ecco, malades. io ho visto la sofferenza di questi malati, Ça me fait très mal. mi fa molto male, Mais vous savez ce qui me fait pleurer, ma ciò che mi fa piangere c'est que dans la fondation, è che nella nostra fondazione, les malades mentaux ne sont pas pris en nel nostro statuto, non sono presi in considerazione i malati di mente. Et elle va nous dire, E ci dice: si vous pouvez faire le dossier, le projet, se lei riesce a fare un dossier, vous allez dire dedans que c'est à cause de VIH, SIDA, qu'il développe la maladie mentale. se lei nel dossier presenta che malattia mentale è stata generata dalla AIDS, Peut-être, può darsi, mais comment on peut aller mentir pareil? ma io non posso mentire, Vous comprenez? capite? Aujourd'hui, on a des associations en Italie, en Espagne, au Canada qui viennent aider. E noi oggi abbiamo delle associazioni che ci vengono a aiutare, Italia, in Francia, in Canada, Et France aussi. sì, in Francia. Mais qui sont ces associations? Ma quali sono queste associazioni? Ce sont des gens comme vous Sono persone come voi qui sont venus en Afrique che sono venuti in Africa, et qui ont vu, hanno visto et en retournant chez eux, e ritornati da loro ils ont essayé de créer une petite association hanno cercato di creare queste piccole associazioni pour essayer de chercher de l'argent pour venir nous soutenir. per trovare poi dei mezzi per sostenerci. Depuis des années que le père est rentré, Da quando il padre è rientrato, il connaît nos difficultés là-bas lui conosce le difficoltà di laggiù pour trouver médicaments et nourriture. per trovare medicine e nutrimento, Et chaque année, e ogni anno il rencontre des gens, il essaie de rencontrer des paroisses, des groupes, va a et il incontrare, m'invite, il paye mon billet pour que je puisse venir rencontrer des gens pour trouver l'argent afin de pouvoir aller payer les médicaments et nourrir organizza les questi malades. incontri e poi gli paga il biglietto per continuare a sensibilizzare le persone nelle parrocchie, nei gruppi. Mais en tout cas, je tiens à vous dire ceci. Però tengo a dirvi questa cosa. J'ai mis entièrement ma confiance en Dieu. Io ho messo la mia fiducia interamente in Dio Et je sais, il va chercher qui il veut, quand il veut, au moment où il veut, pour poursuivre son œuvre. e io so che Gesù, che Dio prende chi vuole, quando vuole e nel momento che vuole. per On me fare dit, il il suo faut lavoro. arrêter. Mi dicono che bisogna fermarsi. Il dit, mais quand je vais dans un village, Ma io rispondo, quando io vado in un villaggio quand je vois quelqu'un enchaîné, che vedo una persona incatenata, si c'était mon fils, se fosse mio figlio est-ce que je peux arrêter? potrei fermarmi? Non, si vous-même vous étiez à ma place, vous ne pouvez plus Anche arrêter. voi, se foste al mio posto, non fareste questo. Avant de vous laisser la parole, Prima di lasciarvi la parola, je vais vous dire que quand je vous avais dit que quand je suis allé à Jérusalem, ecco quello che vorrei concludere. Quando sono andato a Gerusalemme j'avais demandé 3 choses dans la ho prière. chiesto 3 cose nella preghiera. Si mon épouse un jour pouvait aller voir,
se la mia sposa poteva venire e fare la stessa esperienza a Gerusalemme. Le pèlerinage que j'ai eu à faire, c'était en novembre 82. Il primo pellegrinaggio l'ho fatto nel novembre 92 En novembre 85, mon épouse est partie à Jérusalem. e nel novembre dell'85 anche la mia sposa ha potuto partire a Gerusalemme. Et quand je suis revenu de Jérusalem en 82, E quando sono ritornato da Gerusalemme nell'82, je n'ai jamais écrit au pays, au Bénin, pour dire à mes parents que je partais à Jérusalem. non avevo mai scritto ai miei parenti che io andavo a Gerusalemme. Mais en 83, on m'appelle du Bénin. Ah, ta maman a commencé à aller à l'église. Allora nell'83 mi hanno telefonato in Costa d'Avorio per dirmi tua madre ha cominciato il cammino della Chiesa. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. E dice io dico molte grazie al Signore. Et en 87, E nell'87, quand le même prêtre qui m'a fait partir à Jérusalem, quando lo stesso missionario mi ha pagato il biglietto per Gerusalemme, quand il a appris que ma maman devait recevoir son baptême, quando ho saputo che mia madre doveva ricevere il battesimo, il m'a appelé. mi ha chiamato Grégoire, je veux te faire un cadeau. e dice Grégoire, voglio farti un regalo. J'ai appris que ta maman veut recevoir son baptême. Ho saputo che tua mamma vuole ricevere il battesimo? J'ai dit oui. Sì, Il dit, donne-moi les coordonnées de tes parents. dammi l'indirizzo dei tuoi parenti. Il a pris l'avion. Ha preso l'aereo, Il est allé au Bénin chez moi. è andato nel Benin, Il est allé rencontrer mon papa. ha incontrato il papà, Il est allé rencontrer le curé de mon village. ha trovato anche il parroco del villaggio Il a eu la permission de mon père et de mon curé. e ha avuto il permesso del papà e del parroco Et il a pris ma maman, il est venu avec elle à Boaké en Côte d'Ivoire. e ha portato mia madre in aereo fino a Boaké. Ce fut mon deuxième pèlerinage avec ma mère E à poi siamo Jérusalem. partiti come secondo pellegrinaggio con mia madre a Gerusalemme Et ma maman a reçu son baptême dans le Jourdain. e mia madre ha ricevuto il battesimo nel Giordano, Sa première communion au Mont Tabor, la prima comunione sul Monte Tabor sa confirmation à Rome, e la sua cresima a Roma. et elle a été présentée au pape Jean-Paul II. È stata presentata al Papa Giovanni Paolo II. Qu'est-ce que je peux demander encore? Cosa posso chiedere ancora io, Signore? Grâce.